Assunzione a tempo determinato all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento al di fuori dalla legge e quando stabilito dalla sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento che ha accolto i ricorsi presentati da alcuni lavoratori condannando l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Un'avvertenza di lavoro promossa dal sindacato UIL di Agrigento che oggi nel corso di una conferenza stampa ha illustrato i punti salienti dell'avvertenza. 4 anni di vertenza che sono cominciati, diciamo, mettendo al lavoro lavoratori che non lavoravano da tanto tempo, quindi, e che erano iscritti alle liste di collocamento. Erano stati preferiti i lavoratori della multiservizi e noi abbiamo, come organizzazione sindacale della UIL CPO, fatto valere i diritti dei lavoratori iscritti alle liste di collocamento, non abbiamo fatto altro. Abbiamo, come dire, intrattenuto un rapporto con l'ASP proprio per restituire ai lavoratori il loro lavoro. Dopo di questo però abbiamo notato che l'ASP rispetto alle questioni delle graduatorie adesso per ultimo sta come dire, utilizzando una graduatoria a scorrimento facendola invece diventare una graduatoria a saltellamento, nel senso che anziché scorrere lavoratore per lavoratore si salta a pie pari più di 120 lavoratori e si chiamano i lavoratori che sono nelle diciamo, posizioni successive. Ora, per carità, tutti hanno diritto di lavorare, ma una graduatoria a scorrimento va rispettata perché la legge dice che la graduatoria a scorrimento va utilizzata in questo modo. Credo che i vertici dell'ASP probabilmente si saranno distratti un attimo, ecco, e quindi probabilmente è dovuto proprio a quello. Tuttavia noi siamo un sindacato che è per le regole, per il rispetto delle regole e quindi rispetto a questo, siccome si tratta della vita lavorativa di persone e con i tempi che corrono non, come dire, non c'è tanto da stare allegri, allora noi non siamo per il saltellamento, non siamo per le distrazioni, siamo per le attenzioni rispetto alle norme vigenti.